Subito, ciao Giorgio, buonasera. Buonasera Giorgio, vediamo chi altro si connette. 4 persone, dai. 6 persone. Fammi sta zitto, va, che poi sparire tutti. Ciao Matti. Ciao Francesco. Ciao a tutti ragazzi. Come va? Come va? Come va? Come sta procedendo questa quarantena? Grazie Francesca, ecco, l'ho fatta proprio in 10 minuti. L'ho fatta proprio al volo. Insomma, com'è Matti? Ciao Thomas. Puoi giocare alla Play, ma pure insomma, che cazzo ne frega. Vabbè sì, un po' sci però. Ciao Giorgio. Ma perché non puoi uscire? Buongiorno Luke. Buongiorno. Tranquillo Giorgio. Grazie anche a te. Poi a me non mi piace mai, sinceramente non mi piace mai fare gli auguri di Pasqua, di Natale, cose del genere, perché essendo ateo non le sento mie come feste, diciamo, però è buona prassi farle. Ciao Simo, bravissimo. Mi raccomando, portalo in Premier. Ma dove la stai a fare? Su FIFA, su PES, su Football Manager? Dove? Su FIFA. Ah, stai già in Premier. A me coglioni. Tutti i FIFA c'avete mortacci vostra. Secondo me in questa quarantena Frigo Giannis si sarà rafforzato, avrà raggiunto anche il freezer? O avrà aggiunto anche il freezer, ecco. Eh, non lo so, calcolando che nelle ultime partite rimpiangevamo tutti Lico Giannis al posto di Pellegrini, quindi tutto può essere. PES con la Lega inglese è una merda. Lo so, c'è un gioco che c'ha alcune licenze, altre che ce n'ha un altro, è un po' un casino. Ieri mi sono fatto 10 ore di carriera, adesso si punta all'Europa, mi consigli qualche giovane da prendere? Io non gioco a FIFA da FIFA 15, quindi non ti potrei consigliare assolutamente nessuno. Purtroppo la FIFA e la Play per me sono un tasto dolente, molto molto dolente. Quindi non saprei nemmeno cosa consigliarti. L'unica cosa che ti posso consigliare di fare è vai su FIFA e guardati quelli che hanno l'overall più alto in crescita, così almeno vedi quale ti conviene prendere, però così rovini un po' la carriera. Però almeno vedi su chi puoi puntare e su chi no. Punta sempre sui regen, perché sui regen vai col sicuro. Però a nomi veri e propri non so cosa consigliarti. Ciao Fabri, buonasera.
Dominguez del Bologna sto cercando di prendere. Io non ho la minima idea di chi sia, quindi figurati. Purtroppo ci posso giocare, però vabbè, non ci pensiamo, non diventiamo tristi, rimaniamo felici, siamo felici, per quanto uno possa essere felice, però rimaniamo felici. Ciao Carmine, tornato al tabacco, c'ho sia l'Aicos che il tabacco. Tra l'altro tabacco che mi sta durata almeno una settimana e mezza, è ancora pieno. È ancora pieno. Prendo Cherry e lo porto a 90. Sì. E quando ci arriva Cherry a 90? Parlami di musica. A proposito di musica. Ciao Max, ciao Mario. Ho scoperto una canzone di Salmo che non è per niente male, 90 minuti. Mi è piaciuta parecchio. Mi è piaciuta veramente tanto. Strano perché poi a me Salmo non è che mi faccia impazzire, però quella canzone mi è piaciuta. Ci sta, ci sta, ci sta. Vorrei scaricarmela, ma non c'ho più spazio sul telefono. Esatto, Giorgio. Non lo volevo dire io, però parte di quello che ho detto era sottinteso quello che hai detto tu, ecco. Sì, sì, indubbiamente Salmo è bravo, però diciamo non rientra molto nei miei gusti. Non mi fa impazzire. Però devo essere sincero, ho sentito quella canzone e non mi è dispiaciuto per niente, ma per niente proprio. Mi è piaciuta quella canzone. Mamma mia, ragazzuoli. Io piano piano mi sto abituando a vivere senza calcio, sapete? Che musica ascolti? Io ascolto veramente di tutto. Veramente di tutto. Cioè sul mio telefono puoi trovare canzoni, che ne so, di Justin Bieber, per passare a Michael Jackson, per passare a Mozart, per poi andare a finire sui Guns N' Roses, sui Metallica. C'ho veramente di tutto. Io non mi precludo assolutamente niente. Assolutamente, perché poi io vado molto a orecchio, quindi se mi piace il ritmo, se mi piace la canzone o il testo, io prendo e scarico. C'ho tipo 1500-1600 canzoni all'incirca, quindi capisci bene che molto probabilmente hai in mente un cantante, io almeno una canzone di quel cantante ce l'ho, sicuramente. Sicuramente non di tutti, ma della maggior parte ce l'ho. Guarda, rock metal non ne vado pazzo, qualcosina c'ho. Ovviamente i grandi classici tipo Paradise City, ehm, quella dei Nirvana che non mi viene in mente il titolo. Comunque diciamo che i classici ce li ho. Dream On è per esempio spettacolare. Ce l'ho le canzoni, ce l'ho. Sì, sì, ma infatti io ascolto di tutto per quello, perché proprio mi piace sentire, mi piace scoprire nuovi generi, nuove persone, nuovi cantanti, sono aperto a tutto, assolutamente.
Però se devo essere sincero, per esempio rock e metal sento veramente... Metal penso zero, veramente zero. Rock qualcosina, ma non ne vado matto, ecco. Mettiamola così. Mo, giusto per rispondere a Mario, ti dico cosa ho di rock. Allora, rock c'ho. Che me lo dai iTunes come rock, c'ho, che secondo me non lo è, però vabbè, c'ho Here Comes the Sun dei Beatles, poi c'ho Paint It Black dei Rolling Stones, c'ho Monster e The Weekend Live dei Skillet, c'ho Karma Chameleon che non so come faccia a essere rap, cioè rock, c'ho Still Waiting dei Sum 41, poi c'ho Apologize dei War Republic, anche se pure quello non so come faccia a essere rock. Stessa cosa per Blowing in the Wind di Bob Dylan, non ne ho la minima idea come faccia a essere rock quello. Poi c'ho Bring Me to Life e My Immortal degli Evanescence, quelli so d'obbligo. Poi Welcome to the Jungle, Paradise City dei Guns N' Roses, Highway to Hell degli AC/DC. Poi Life is Life degli Opus, You're Gonna So Far Kid degli Offspring. 0 Top non li conosco, devo essere sincero. Poi c'ho You Give Love a Bad Name e Living on a Prayer di Bon Jovi. How You Remind Me dei Nickelback. The Final Countdown dei Europe. Here Without You dei Three Doors Down. Vabbè, poi i Queen con Bohemian Rhapsody, Another One Bites the Dust, Don't Stop Me Now, We Will Rock You, We Are the Champion. Another Brick in the Wall dei Pink Floyd. Che altro c'ho? E vabbè, poi il resto sono giapponesi. Io per esempio, l'ambiente della disco, magari quella di una volta mi sarebbe pure piaciuta in discoteca, però non è un ambiente che a me piace. L'ho provata una volta, giusto per dire che l'ho provata, però già sapevo in cuor mio che non è un ambiente che mi piaceva la discoteca, infatti così è stato. Mi fa veramente cagare la discoteca. Vabbè, Michael Jackson è Michael Jackson. Stiamo parlando veramente del re del pop moderno, quindi tanta roba Michael Jackson. Uè Nico, Dio, non so come leggere il nome che hai scritto, però comunque non la conosco, non la conosco e non conosco nemmeno loro, devo essere sincero. Lo so, potrei fare il disc jockey, se lo sai fa, se lo sai fa. A parte che io avrei passato tutta la sera a screcciare sul disco, avrei penso rovinato non so quanti vinili. Allora, dei Metallica non so se c'ho qualcosa, e infatti no, dei Metallica non c'ho niente. Red Hot Chili Peppers ce li ho e ti posso dire sicuro c'ho Snow, sì, c'ho Snow e c'ho Other Side dei Red Hot Chili Peppers. Poi ovviamente tempo che mi, diciamo, recupero tutti i grandi classici dei vari generi. Non sono un computer, non posso conoscere tutto di tutto, quindi immagino, Giorgio, immagino.
Sarebbe figo fa il DJ. Cioè, non tanto il DJ, a me piacerebbe più fa le basi musicali. Però quella è una cosa che riguarda molto di più l'ambiente rap, in cui sono sicuramente più in sintonia, diciamo. Col rap me la cavo molto di più, capisco molto di più, mi ci trovo più a mio agio, ecco. Però ripeto, la musica è musica, va apprezzata in tutte le sue forme. Ciao Andrea, come stai? T'hanno dimesso? O stai ancora bloccato in Austria? Cioè, penso che tu viva in Austria. Non so se sei andato a operarti lì. Vabbè, fatto sta, t'hanno dimesso, stai meglio? Bene, bene, meno male, meno male. Le voci che sento di giocatori del Cagliari che vanno via mi sembra una cosa assurda. Sinceramente io non... Se già prima non è che mi informassi più di tanto per quanto riguarda il calciomercato, in questo periodo ancora di meno, quindi devo essere sincero, non so di cosa tu stia parlando, non ho sentito voci del genere. Ma devo essere sincero, non lo so, adesso parlare di calcio, parlare di Cagliari, parlare di quando riprenderà il campionato, cose del genere, mi sembra di parlare di una cosa veramente inutile. Cioè, proprio sprecare il fiato. Perché sì, aiuta a non pensare, ti svaghi un pochetto, però stiamo parlando praticamente di un mondo fantastico adesso come adesso. Nandez, non ho sentito nulla, te lo giuro, Max. Veramente non so di cosa tu stia parlando. Ah, vieni in Austria da 10 anni, ok, ok. Immaginavo, perché se non credo che uno parte per andarsi in opera in Austria, credo. Poi può essere che succede, però a meno che uno sia Pavoletti o Chiellini. Fammi mettere Sky Sport 24, fammi vedere che c'è. Lasciamo Sky Sport 24, va. Ciao Dani! Ciao a tutti ragazzi. Oggi siamo un po' di più, eh? Meno male, meno male. Vuol dire che potremo chiacchierare di più. E questa è una cosa molto molto buona. Che si dice a Roma? E che si dice? Che si dice? Penso che quello che si dice un po' in tutta Italia. Ecco, niente di più e niente di meno. Matt ti fa la concorrenza su Twitch, ma è giusto così, anzi lui porta pure i gameplay, quindi lui veramente vi fa svagare, io purtroppo vi posso proporre solo questo, le mie inutili chiacchiere, le mie altamente inutili chiacchiere. Non c'è niente nemmeno che potete vedere a parte la mia faccia da cazzo. Però io più di questo purtroppo non posso fare. Mi piacerebbe fare come lui, ma non posso. Parlami le donne. A donne la situazione purtroppo è un mese e mezzo, sì, che non vedo la mia ragazza. Quindi la situazione non è delle migliori, diciamo.
Tra l'altro in tutto questo mese e mezzo che non ci siamo visti c'era di mezzo pure il compleanno suo, purtroppo. Però tutti in questo periodo dobbiamo fare dei sacrifici ed è giusto anche farli. Che poi ci stanno delle teste di cazzo che non rispettano assolutamente niente, quello è in casa a parte. Quello è in casa a parte, però io faccio il mio, ecco. 0-0 andata FA Cup. Contro? Vabbè, 0-0 all'andata, dipende sempre contro chi giocavi, eh. Però non è malvagio, dai. Io so giorni che non esco. Io per esempio sono dovuto per forza uscire oggi per aiutare a fare la spesa con mia madre, perché ho delle cose sul telefono che servivano per fare la spesa, non ve so di cosa. Vabbè, sono tipo dei buoni spesa quelli di cui aveva parlato Conte. E purtroppo sono dovuto uscire, cioè purtroppo dovevo uscire pure io perché ce li avevo sul telefono e servivano per forza quelli, quindi sono dovuto uscire. E tra l'altro non mi hanno fatto entrare nel supermercato fino a quando mia madre non è andata alla cassa, perché due membri dello stesso nucleo familiare non possono entrare dentro al supermercato. Mi auguro di poter uscire da casa al più presto perché non ce la faccio più. Lo so, Max. Ti capisco. Ti capisco. È snervante, è veramente snervante. Secondo te se il campionato non riprenderà, Zenga rimarrà a Cagliari? Chi lo sa? Non lo so. Non lo so, non... Sinceramente a me poteva esserci Zenga come poteva esserci ancora Maranna, adesso veramente non... Sono arrivato quasi a un punto tale che non ne vorrei sentire parlare di calcio. Non lo so perché. Che poi cazzo, cioè, il mio canale si basa su quello, però sto periodo proprio zero. Infatti se ci avete fatto caso per un bel po' non ho fatto live perché è veramente sto periodo in cui non c'avevo voglia di fare un cazzo, veramente, ma zero proprio, zero. Perché mentalmente sto incominciando a subire il colpo pure io. Mentalmente la botta sta arrivando anche a me. Non ripartirà subito il campionato, non so ma io me lo auguro che non riparta subito, mi auguro che venga interrotto. Allora auguri Francesco, scusa se non ti ho fatto gli auguri, perdonami. Auguri, chiedo venia. Auguri in ritardo. E io me lo auguro che non riprenda il campionato, detto sinceramente. Poi ho letto di alcune cose tra la Lazio e quello non so che cosa, tipo uno scienziato che ha detto che era meglio non farlo ripartire il campionato a maggio. Ho letto cose da dichiarazioni da parte della Lazio che erano veramente imbarazzanti, veramente imbarazzanti. Sta boh, è un periodo un po' così, periodo un po' così. Però passerà, dai. Deve passare. Deve necessariamente passare. Vorrei poter fare di più per voi, però. Uè, Jacopo,
Ah, mo c'è pure nome e cognome su YouTube, è la prima volta che ci faccio caso. Immaginavo che te dissociavi. Beh, per come la vedo io, è ovvio che voi state a combattere per lo scudetto e tutto quanto, però sentiti da dirigente da Lazio, che quello ha detto così solo perché è da Roma, mi sembra una cosa veramente infantile. Poi vabbè, so punti di vista, ci mancherebbe. Io sono riuscito a fare la quarantena dalla donna, ho preso le ferie, fatto i tamponi, fine settimana torno al lavoro in ospedale. Vabbè, almeno un po' di ferie te le sei fatte, ha staccato un pochetto. Almeno quello, hai staccato un pochetto, ci sta. Però veramente nelle ultime 2 settimane ho cominciato a accusare il colpo pure io, perché dopo un po' diventa pesante, veramente pesante. Non gliela fai più. Parliamoci chiaro. Ah, ok. Intendevi quello. Ma, beh, te, cioè, ripeto, c'hai anche motivo, quindi è giusto che tu voglia che il campionato riprenda, perché comunque ve la stavate a lottare. Io spero di no, detto sinceramente. Spero vivamente di no. Perché adesso come adesso non ci sono le condizioni, e anche quando ci saranno le potenziali condizioni, il calcio non è la prima cosa che dovrebbe ripartire, ovviamente. Quindi secondo me è proprio l'ultima cosa a cui dovremmo pensare nel far ripartire. Anche perché se giocherebbe comunque a porte chiuse. Andrà sempre peggio. Io ero felice di vederla, ma ero triste per non poter uscire. Felice a metà. Lo so. In Austria troppi contagi. Cazzo. Speriamo che non fate la fine da America. Speriamo. Jacopi, che te devo dire? Purtroppo. Basta che tornare a lavorare. Io comunque, anche se riaprono tutto, tra un po' la scuola finisce. Quindi io rimarrei comunque senza lavoro a prescindere. E mi ci rode ancora di più il culo. Quindi aspettate un attimo. Ecco. Ciao France. 8 morti a Klagenfurt dove sto io. Cazzo. Mi dispiace. Mi raccomando. Occhio. Ciao Cristian. Lo sai quante aziende sono in crisi? Lo so. Infatti il problema vero non è tanto la situazione di adesso. La situazione più preoccupante è quando tutto questo finirà, in che situazione dovrà ripartire l'Italia. Lì sarà il vero problema. Ma di che ti devi preoccupare, Christian? Anche perché poi mi segui su Instagram, quindi se mi puoi tranquillamente scrivere su Instagram. Di che ti preoccupi? Non ti preoccupare. Semplicemente in sto periodo non c'ho veramente voglia di fare niente. Niente proprio. O meglio, c'ho voglia di fare cose, ma non posso farle. Quindi ecco perché sono stato assente un periodo. Il problema infatti è quello economico, Giorgio. Il problema sarà anche non ricascare nei contagi una volta che è finito, diciamo, tutto questo, perché a quanto pare c'è comunque la possibilità di recidiva.
lì bisognerà stare ancora più attenti di quanto stiamo attenti adesso. Lì bisognerà stare attenti. Lì bisognerà stare veramente attenti. Bravo Andre, che c'è sempre la mascherina, mi raccomando. Sì, in Cina ci sono stati di nuovo altri contagi, ma lì perché la gente è tornata dall'estero e sono stati di nuovo contagiati. È un circolo vizioso, se non si sta attenti questo diventa un circolo vizioso. Io mi sto a fare una mia idea e non la dico onde vi date portazzella, però me sto zitto, ve la faccio rimanere per me l'idea mia, che è meglio. Perché non sia mai succede veramente, non voglio portazzella. Tutto a posto, Cristian, un po' scoglionato, però tutto a posto, dai. Te invece? Sì, l'ho sentito pure io che vogliono riaprire tutto. Non hanno capito niente, non hanno capito niente. Ciao Stefano! Per me anche se passa in un paese bisogna restare comunque chiusi. Ma infatti è proprio quando tecnicamente non ci stanno praticamente più contagi che tu là devi imporre un lockdown duro, severo, di un mese e poi riapri gradualmente le cose. Ciao Chris, buonasera a tutti ragazzi. È lì che bisogna stare attenti. No, mollà non bisogna mai mollà, a prescindere proprio, veramente a prescindere. Però in quel frangente di tempo è quello in cui tecnicamente tu ti senti più al sicuro, ma è quello in cui sei veramente molto molto più fragile, ancora di più di quanto lo sei adesso. Ed è paradossale come cosa poi, perché tecnicamente c'hai zero contagi e tutto quanto, però nel momento in cui pensi che tutto sia passato, tutto può ritornare e anche in maniera più grave. Quindi poi per chi magari non se lo ricorda o non ne è a conoscenza, uno dei virus che ha fatto più stragi di tutti, che è quello dell'influenza spagnola, c'ha avuto due periodi di contagi e il primo era quello che fece meno danni. Poi ovvio che il tutto all'epoca fu incentivato dal fatto che stavano in guerra, però la seconda ondata di virus, diciamo, è quella che fece più vittime. Non fu la prima. Quindi per quello bisogna stare attenti. Una curiosità, ragazzi, a tutti i 14 che mi stanno sentendo, mi rivolgo a voi. In questo periodo, dentro casa, che cazzo state a fare? Proprio detto così. Come le passate le giornate? Sono curioso di saperlo. Sono molto curioso di saperlo.
Ma mi chiedo, Miro, se una persona a cui lui ha combinato tutto questo, dopo 2 mesi non può succedere un'altra volta? Oppure ci prendono per il culo? Esatto, esatto. È quello il fatto, Chris. È esattamente quello. Anche perché basta anche solo una persona asintomatica e ricomincia tutto l'ambaradan. Tutto. Pulizia e preparare da mangiare. Ci sta. Leggo, pulisco casa e ti annoi. Ti capisco, ti capisco. Dai, fatemi sapere che combinate dentro casa. Dai, dai. Sono curioso di saperlo. La mattina esco a prendere il giornale, poi faccio pulizia di casa e stop. Ok. Beato te, Fabri. Andrea si guarda Guidolina. Videolina. Giorgio ascolta la musica. Diciamo che tutti si arrangiamo come potemo. In poche parole. Puzzle. Vedere le partite del Cagliari che vince lo scudetto e magna tanto. Mangio, bevo, cago e dormo. Oh, perfetto. Mi rincoglionisco al cellulare, 2 palleggi a pallone, dormo, sto 5 secondi in giardino, mangio, guardo la TV, Pornhub, Spotify e guardo un film. Sei stato incredibilmente descrittivo, France. Forse pure troppo. Dormo, mangio come un porco, gioco alla Play, Netflix, ormai ho finito pure Pornhub. Ogni tanto faccio qualche esercizio, ma è proprio una cosa eccezionale. Il pomeriggio mi alleno a fare le telecronache. Ah, quindi vuoi diventare un telecronista sportivo, presumo. Come hai festeggiato domenica per i 50 anni dello scudetto? Diciamo che non ho festeggiato. Penso che di sto periodo c'è veramente poco da festeggiare. C'è da festeggiare il fatto che si sta bene, quello sì. Per i 50 anni dello scudetto non ho fatto granché, mettiamola così. Diciamo che sto periodo l'unica cosa di un po' più impegnativa che ho fatto è stata fare le grafiche per delle ipotetiche maglie del Cagliari. Ok, chi segue la pagina solo Cagliari magari le ha anche viste, sia su Facebook che su Instagram. Quelle le ho fatte io. È la cosa più impegnativa, diciamo, che abbia fatto in questo periodo. Ah, giornalista sportivo. Eh beh, figo. Fanculo. Fumo negli occhi. Ah, e che tocca fare, raga? E che tocca fare? È così, eh. Cazzeggi su Instagram, ci sta. Anche perché è quello che potremmo fare. Pure a me piace cantare, ma evito per rompere i timpani agli altri. Si sa mai. Non c'è veramente una minchia da fare dentro casa, comunque. Ma una minchia, aiutatemi a dire una minchia. A me m'era presa la voglia
de legge libri sul calcio, ma so dovuta far passare qua voglia. Me la so dovuta obbligatoriamente far passare. Sì, meno male che c'è sta internet, almeno quello. Sta minchia, Ti capisco Dani, ti capisco, ti capisco. Poi lo sai qual è il fatto? È che sto periodo de merda magari poi te prendono le voglie di fa' un qualcosa, magari anche non solo che riguarda l'uscire di casa, magari anche fare una cosa dentro casa, però non puoi. Stiamo tutti ai domiciliari, Max, stiamo tutti ai domiciliari. Eh. E che tocca fa? E che tocca fa? Regà, fatemi domande che sennò poi io m'azzitto e non è inutile sta in live. Fate domande, qualsiasi tipo di domanda, anche la più stupida, fate domande, vi prego. Fate domande, fate domande. Eh sì, tocca arrangiarsi per forza. YouTube, Twitch, Futballia, Clash Royale, Pornhub e sono a posto. Perfetto. Oltre al mangiare, bere, cagare e dormire. No, io non cucino, cioè fortunatamente sto con mia madre, cucina lei. Quindi non, su quello sto più che a posto, anche perché se mi metto a cucinare io penso di far esplodere la cucina, molto probabilmente. So veramente negato in cucina io. Non mi piace cucinare, non mi piace stare in cucina, la odio. Non è cosa che fa per me. Al massimo l'unica cosa che mi potrei preparare da solo è un piatto di pasta in bianco, ma lì me fermo. Lì me fermo. Tra l'altro bisogna ringraziare Miro per Futballia. Ringraziato, capirai. Avessi detto chissà che cosa, però in caso di astinenza da calcio è utile quel sito. No, no, Andrea, so veramente impedito io a cucinare, non mi piace. Che poi c'è la gente che dà per scontato che se tu fai l'alberghiero hai preso cucina. No, no, io anzi sono proprio il completo opposto. A me non piace cucinare. Non... Io ovviamente facendo l'alberghiero i primi 2 anni tu sei costretto a fare cucina, perché le materie principali dell'alberghiero sono tre, in alcune quattro, che so, cucina, sala e ricevimento principalmente, e in alcune c'è pasticceria, in alcune. E io i primi 2 anni odiavo fare cucina, la odiavo veramente, non mi piaceva, non mi divertivo, era veramente noioso, noioso, non mi è mai piaciuto.
Anzi, reputo il mondo della cucina un mondo molto sopravvalutato. È veramente sopravvalutato, secondo me, eh. No, Christian, te lo assicuro, non so cucinare. Al limite un piatto di pasta in bianco. Al limite. Ma più di quello io non so fa'. Ah sì, lo so che c'ha un canale che lo fa ste live, però la sarda c'è ancora. Chi è la sarda? Ah, ho capito. A fare le telecronache mi alleno proprio su Footballia, grazie per avercelo fatto conoscere. Ma te pare, Simo, per così poco? Per chi sta in astinenza di calcio, quel sito è la vita praticamente, perché c'è sta sto mondo e quell'altro de partite, quindi ti puoi esercitare alla grande. Sì, sì, ho capito poi a chi ti riferisci, a Martina Smeraldi là, come si chiamava? Martina Smeraldo, Martina Smeraldi, una cosa del genere. Immaginavo ti riferissi a lei. Ma non è tutto sto granché, oh. Cioè, c'è sta de meglio, dai. A me non è che mi faccia impazzire. In questo momento per sfogarmi dalla rabbia mi mangio un bel paccone di patatine e mi guardo la live di Miro. Certo, non è che te stai a guardare tutto sto granché, nel senso, è una live mia. Probabilmente sicuro trovi qualcos'altro di meglio da guardare su YouTube piuttosto che il canale mio, eh? Ma mo troppo buona no, dai. C'è sta de meglio, c'è sta de meglio. Beh, insomma, non credo proprio, eh. Io mi sono finito 2 confezioni di tiramisù. Ma i coglioni, Simo. Ma i coglioni. E mi sa che oggi non c'è Candy, Giorgio. Ciao Daniele. Mamma mia. Ah, ah. Una bella scrocchiata di collo.
Grazie mille Daniele, tutte le domande che vuoi, guarda, io sto qua per questo. Sto qua proprio per rispondere alle domande, quindi vai a ruota libera, tutte quelle che vuoi. Ma Cristian, le mie live sono di una tristezza immane, quindi non so come facciano a essere le tue preferite. Non fa ingelosire il marito allora, Giorgio? Quando si parlava di terminare il campionato alla giornata attuale, ok, penso questa sia la prima parte della domanda, e così assegnare i vari posti UEFA. Ok, questa è la seconda parte della domanda. Presumo adesso arrivi la domanda vera e propria. Però magari il marito si imbizzarrisce, Giorgio, va a sapere come funzionano queste cose. Non potevano far finire il campionato esattamente alla fine del girone di andata? Allora, se non mi sbaglio, sta soluzione è stata optata per non mi ricordo quale campionato. Sinceramente non mi ricordo nemmeno di quale sport, però non era calcio, molto probabilmente basket o qualcosa del genere. Ehm, è probabile, cioè è una possibile scelta, nel senso si potrebbe anche fare. Si potrebbe anche fare, però a rigor di logica bisognerebbe andare a prendere l'ultima giornata in cui tutte le partite si sono disputate regolarmente. Quindi se non credo, cioè se non ricordo male, l'ultima giornata in cui tutte le partite si sono giocate regolarmente era la 24esima, o 23esima o 24esima giornata. Quindi secondo me andare a prendere il girone d'andata d'esempio, per quanto a noi del Cagliari ovviamente possa far comodo, sarebbe ingiusto perché poi comunque parte del girone di ritorno si è stato giocato, non puoi fare finta che non si sia giocato, non puoi secondo me. Quindi, però comunque è una possibilità che si può tenere in conto ovviamente, è una possibilità che si può tenere in conto. Io continuo a ribadire il concetto che secondo me questo campionato è finito, oppure se non è finito conviene annullare il prossimo. Non si disputa il 2021 e si finisce questo. Per forza. Non ci stanno le tempistiche. Devono per forza continuare il campionato, se no sono troppi soldi persi. Non è che devono per forza, dipende tutto da come ci arriva l'Italia a livello proprio di sanità pubblica. Il Cagliari è a 3 punti dalla retrocessione, ma siamo comunque anche a 4 dall'Europa, quindi stiamo proprio nel limbo. Così se si ferma alla 24esima partita, molte partite sono sballate. Però mo non mi ricordo se era precisamente la 23esima o la 24esima. Ehm, fatto sta che comunque l'ultima giornata, bisognerebbe prendere ad esempio l'ultima giornata in cui tutte le squadre hanno disputato una partita senza che un'altra fosse stata spostata, un'altra rinviata o cose del genere. Perché non puoi prendere ad esempio soltanto la classifica del girone d'andata, la classifica finale del girone d'andata, perché il girone di ritorno si è disputato e non si sono disputate poche partite, se ne sono disputate almeno 5 giornate. Per me
sarebbe stato più giusto fermare il campionato solo al girone d'andata, ma al termine del girone d'andata non c'era questa emergenza in Italia, è quello il fatto, perché tu non puoi bloccare il campionato italiano perché c'è il virus in Cina, non ha senso. Sì, ok, c'è la possibilità che arrivi da te, ma fino a quando non arriva non puoi bloccare il campionato al girone d'andata. È stato un campionato falsato, basta bloccare tutto, stop. Esatto, Max, la pensiamo allo stesso modo. Ripartiranno coi recuperi. Boh, non lo so. Oppure lo scudetto alla Juventus o alla Lazio, sono a distanza di un punto. A questo punto conta gli sconti diretti. La Lazio è in vantaggio, quindi lo scudetto alla Lazio per me sarebbe giusto così. Se non mi sbaglio, si dovrebbe giocare il ritorno de Lazio-Juve o de Juve-Lazio. Se non mi sbaglio, ne è stata giocata solo uno. Ma nel caso non dovessero continuare, non si assegna il titolo, punto. Non si assegna il titolo. Oppure vuoi assegnare il titolo? Fai due partite, soltanto due partite. Lazio-Juve, che determina chi vince lo scudetto, e Genoa-Lecce, per decidere, oltre alle altre due, chi retrocede. Punto. Dalla B salgono le prime tre, senza playoff. Le prime tre, punto. Anzi, le altre due perché il Benevento è già in Serie A. Ciao Andrea, alla prossima. Alla prossima. Ma vabbè, che la Lazio punti tutto su ricominciare è anche normale, perché ovviamente stai a un punto dalla Juve, ti ci rode il culo. Ti ci rode il culo. Appunto, come si può annullare tutto il campionato? Possono anche annullare le poche partite giocate nel girone di ritorno. Il problema è che però quelle sono partite giocate sul campo. Sono partite giocate sul campo, non le puoi vanificare così dal nulla, perché sono state e hanno portato dei punti alle squadre. La Lazio sa che in una partita singola la Juve può perdere, ma, ma a prescindere dal fatto che la Juve può perdere o può vincere, non è quello il discorso. Il fatto è che stiamo parlando comunque, parliamoci chiaro, di una cosa inutile. Stiamo parlando veramente di una cosa inutile, perché il calcio a livello attuale, al momento attuale, è una cosa inutile, completamente inutile. Lo sai che c'è Max? Credo di averla detto anche nell'ultima live. Il problema è che sta situazione ha creato dei paradossi allucinanti in cui tutti hanno ragione e tutti hanno torto. Nel senso, qualsiasi cosa dici, hai ragione, ma allo stesso tempo hai torto. Quindi stai nel limbo del 50 e 50 in cui veramente non sai dove sbatte la testa. Ciao Matteo, perché tu dici, ok, è giusto, mettiamo, è giusto bloccare le promozioni e le retrocessioni perché comunque il campionato non è finito. E ok, però in Serie B c'è stata una squadra come il Benevento che ha 20 punti di vantaggio sulla seconda. Perché non dovrebbe salire il Benevento se c'ha 20 punti di vantaggio sulla seconda? Che gli dici? Poi, che ne so, adesso non so se in terz'ultima posizione c'è il Lecce o il Genoa, però facciamo conto c'è il Lecce, ok? Quindi il Lecce tecnicamente dovrebbe retrocedere. Il Lecce ti dice, il campionato non è finito, io non voglio retrocedere, perché con le partite che rimangono
c'avrei la possibilità di salvarmi. E tu che gli dici? Che gli vai a dire? C'hanno ragione tutte e due, ma non puoi accontentare tutte e due. Che fai? Per questo io dico, vogliamo continuare il campionato? Vogliono che il campionato continui? Lo vogliamo continuare? Ok, continuiamolo, ma riprendiamolo a settembre, a agosto, quando dovrebbe ricominciare il 2020-2021, e il 2020-2021 non si disputa, perché a livello di tempistiche non ce la possiamo fare. Non ce la possiamo fare, ma mai nella vita. Non c'è proprio il tempo materiale per poter disputare altre, penso, 13, 12, 13 partite di campionato attuale e 38 del prossimo. Tranquillo Max, non ti preoccupare. Dicono da settembre, infatti. Però a settembre dovresti fare più turni infrasettimanali, se lo vuoi far partire a settembre, devi fare più turni infrasettimanali, c'hai le pause per le nazionali, perché c'è la qualificazione mondiale, c'è le coppe europee, c'è la Coppa Italia, e finito il campionato c'è l'europeo. Come fai a far quadrare tutto questo? Non puoi, non c'è il tempo, non c'è il tempo materiale. Per questo io dico, se dobbiamo finire sto campionato, ok, finiamo questo campionato, ma non disputiamo il prossimo. Il 2020-2021 non lo facciamo e per il 2021-2022 teniamo conto di quello che è successo nel 2019-2020 e così ne puoi uscire. Ti prendi un anno sabbatico per ricominciare tutto, però almeno c'hai i punti fermi da cui ripartire. Adesso non ne hai uno, non ne hai uno, ma uno che sia uno. È allucinante. Per questo è inutile anche. A me fanno ridere quando sento gente della FIGC, del CONI, della Lega, che cazzo è? 20 maggio, 28 maggio, inizio giugno, sparare date così a cazzo di cane. La Premier League che ha fatto? Sospeso fino a data da destinarsi. Non ti danno date, non te le danno. Quando finirà tutto questo, si potrà ricominciare a ipotizzare delle date e a provare a fare qualcosa. Ma fino a quel momento tu non ti devi nemmeno azzardare a parlare di campionato. Ma non ci devi proprio pensare, ma minimamente. Per esempio nella zona salvezza io darei un'opportunità anche a Spal e Brescia, visto che si potevano ancora salvarsi. Quindi li farei anche a loro fare degli scontri diretti, quindi farei fare anche a loro degli scontri diretti. Ripeto, sta situazione è tutta una cosa in cui tutti c'hanno ragione e tutti c'hanno torto. Ma non si può fare, tanto per cominciare Cellino suppone, vabbè. Cellino può fare quello che cazzo gli pare. Effettivamente c'è sta dall'altro lato le società che non si mettono d'accordo, pure quello è vero, ma da una parte sinceramente credo sia meglio così, perché secondo me si sta dando veramente troppa importanza al fatto che il campionato debba ricominciare, se ne sta da veramente troppa, veramente veramente troppa. In pratica fai un paio di partite facendo scontri diretti e così decidi tutto. Il problema è che poi le squadre che fanno gli scontri diretti, cioè ci stanno squadre che fanno scontri diretti e altre squadre che poi non li fanno.
Perché per esempio adesso prendiamo da conto il Cagliari, prendiamoci noi per esempio, adesso siamo all'11° posto, ok? Noi fino a qualche settimana fa stavamo in piena zona Europa League. Noi potremmo tranquillamente dire perché noi non siamo stati inclusi per gli spareggi per i playoff per l'Europa League? Perché non ci hanno incluso a noi? Capito? È quello il fatto. Perché andando a fare alcune determinate partite, tu vai a prescindere a escludere qualcuno e quel qualcuno ha la piena possibilità di risentirsi avendocene tutte le ragioni. Per questo io dico, voglio partite mancanti del 2019-2020 oppure si fanno soltanto due partite per decidere effettivamente chi vince il campionato e chi retrocede. Per il resto si prende la classifica. Oppure si ferma tutto, rimane tutto com'è adesso. Esatto, il campionato della Lega di basket ha deciso di non assegnare il titolo, se non mi sbaglio. Hanno già deciso che il campionato è finito e non daranno il titolo, se non mi sbaglio anche quello di rugby. Per questo io dico, la situazione è strana perché è un qualcosa in cui tutti ci hanno torto e tutti ci hanno ragione. Ma poi l'anno prossimo c'è l'Europeo, un casino. È quello il fatto. Per questo te sto di è impossibile, non c'è proprio il tempo materiale per poter fare tutto. Non c'è, non c'è. In Belgio hanno dato lo scudetto al Club Brugge senza finire il campionato. Sì, probabilmente, se non l'avevo sentito che volevano assegnare lo scudetto al Club Brugge, però probabilmente credo verranno squalificate le squadre belghe dalle competizioni UEFA, se non mi sbaglio. Quindi la cosa c'ha un suo pro e un suo contro. È una situazione bastarda. Scusate, è una situazione veramente bastarda. No, la UEFA non è d'accordo. La UEFA vuole che tutti i campionati vengano finiti. Però la UEFA non ha capito che non c'è tempo. Anche perché pure la Champions e l'Europa League, come la recuperi? In Europa League, se non mi sbaglio, in Champions, giusto l'Atletico e l'Atalanta erano passate, se non mi ricordo male. In Europa League non mi ricordo chi era già passato. Fatto sta che ci sono ancora alcune squadre che dovrebbero combattersi il posto per lottare ancora in Champions League e in Europa League. E tu devi finire pure quelle. Quindi capite che veramente di tempo non ce n'è. Le coppe nazionali, c'è un casino di roba da portare avanti e il tempo non c'è. Ho letto che in Champions vogliono fare la modalità Final Four, ma se ancora alcune si devono qualificare, come fanno a farla? Cioè in Champions solo Atalanta e Coso
e Atletico Madrid so passati. Ah, c'erano pure Lipsia e Paris Saint-Germain? Non me lo ricordavo. Non me lo ricordavo, devo essere sincero. Beh, comunque rimane un botto di cose da recuperare. Ce ne stanno troppe. Ciao Music, come dice Zenga, giocare anche a Ferragosto. Sì, a Ferragosto giocare a pallone a Cagliari? Li ammazzi, li ammazzi. E ripeto, non è giocare anche a Ferragosto, è la domanda vera da farsi è: dobbiamo veramente giocare a Ferragosto? È così necessario? Io sinceramente non credo che il calcio debba continuare anche in estate per l'assegnazione di un titolo di cui si può fare tranquillamente a meno. Se proprio vogliono finire sto campionato, va bene, lo finissero, però lo finiscono a agosto. Cominciano quando dovrebbe cominciare il prossimo campionato e il prossimo campionato non si gioca. Semplice, semplice, semplicissimo. Questi pensano e pretendono di fa tutto e di averci la botte piena la moglie embriaca. Non puoi, non puoi, devi rinunciare a qualcosa. Per forza, a qualcosa devi rinunciare. Non c'hai il tempo. Non c'hai veramente il tempo. L'unica soluzione è radiare la Juventus. Sì, è un po' un suicidio, ma la presunzione con cui se ne escono dicendo il campionato deve essere finito o cose del genere. Ma infatti io per quello dico che secondo me il campionato è già finito. Perché tanto non avrebbe senso continuare. Esatto. Ma infatti, Simo, è proprio per quello che loro vogliono andare avanti. È per gli interessi economici. Ma perché se non c'erano i soldi di mezzo, penso che facevano tutto sto casino per giocare? Assolutamente no. Assolutamente no. È proprio per quello che stanno a fare tutto sto bordello, che vogliono ricominciare a tutti i costi. E a me mi dà fastidio pure Zenga che se ne esce, nel caso giochiamo anche a Ferragosto. Ma perché è un lavoro indispensabile per la società, il tuo? Guarda che se tu giochi o meno a Ferragosto io campo tranquillamente, eh. Non è che mi vado a impiccare, non è che mi ammazzo. Stai al posto tuo, fai il bravo. Non te ne uscì con ste stronzate che a me mi danno un urto, come se il lavoro che fanno loro fosse indispensabile.
In Bielorussia stanno giocando anche a porte aperte. E vabbè, se so testa di cazzo non è un problema nostro. Non è un problema nostro questo. Se sono deficienti, che tocca fa? Ma che cazzo di situazione, mamma mia. Ma io ti giuro, Cristo, sto periodo non... Il calcio veramente zero. Veramente zero. Per quanto sia lo sport che ami di più e per quanto sia una parte fondamentale della mia esistenza proprio, sto provando lo schifo. Lo schifo. Non per il gioco in sé, ma è tutto il contorno. È il contorno che a me fa schifo. Sono veramente nauseato. Perché qui non si tratta più di calcio, si tratta dei soldi con gente che tira un pallone. E quello non è il calcio. Quello non può essere il calcio. Bah. Non è che lo stanno rovinando, l'hanno già rovinato. L'hanno rovinato già da anni, già da molti anni. L'hanno già rovinato facendo giocare partite a mezzogiorno e mezzo. Condivido il tuo pensiero, Max, assolutamente. Facendo giocare partite a mezzogiorno e mezzo, imponendo orari soltanto perché fa più comodo a chi acquista i diritti televisivi, stravolgendo tutte quelle che erano diciamo le tradizioni del calcio italiano, perché io sono cresciuto che le partite si giocavano in contemporanea alle 3, c'era l'anticipo del sabato, c'erano le partite alle 3 e poi c'era il posticipo di domenica alle 8. Questo era il calcio in Italia. E non stiamo a parlare di chissà quanto tempo fa, stiamo a parlare anche solo di 6-7 anni fa. Quindi di cosa vogliamo parlare? Di cosa vogliamo parlare? Io mi ricordo che le partite me le guardavo su diretta gol. Io mi guardavo le dirette gol. Non c'è più quel calcio è morto e sepolto. Ma io è lì che amavo il calcio. Però, però non c'è più. Non c'è proprio più, quindi. Comunque, raga, dai, abbiamo fatto storie e 20 le live di merda. Mi dispiace, però più di questo non posso fare per voi. Vorrei fare un qualcosina di più, ma non posso. Mi piacerebbe. Però vi ringrazio comunque per avermi fatto compagnia. Spero che tutto questo finisca presto, ovviamente. Sì, vado, Cri, dai. Anche perché a te sì, ma a me no. A me no, vorrei fare molto di più. Però
più di questo. Anche a te, Max, auguro una buona serata a tutti voi. Sempre Forza Cagliari e ci vediamo alla prossima. Belli, regà.